Vediamo il caso studio, quindi io chiedo all'architetto Pierluigi Franchini, che vedo se riesce a ricollegare microfono e webcam. Vedo che è già collegato il microfono. Intanto, buon pomeriggio, architetto. Grazie a voi, buonasera. Qua, buonasera, salve architetto. Allora, noi adesso andiamo a vedere questo suo progetto. Marco adesso condividerà una serie di immagini che ci permette appunto di andare ad approfondire questo suo lavoro. All'inizio io avevo detto che sia il caso studio di oggi che quello in pratica della prossima settimana, scusi, di domani, sono delle demolizioni e ricostruzioni. Quindi io volevo partire proprio da qua. È un edificio che è una demolizione e ricostruzione, è un edificio, abbiamo detto l'altro giorno quando ci siamo sentiti io e lei, non neanche vecchissimo perché mi diceva appunto è degli anni 80. Allora io inizio subito a chiederle come nasce questo progetto, con quali obiettivi nasce anche? Sì, come ha detto bene lei, questo progetto qui è nato a seguito della legge Piano Casa della Regione Veneto e appunto c'era un fabbricato di recente costruzione, possiamo dire perché risaliva agli anni 80, ma ormai la sua destinazione era completamente abbandonata e grazie ai bonus energetici e i bonus edilizi previsti appunto dalla legge Piano Casa del Veneto, si è pensato di prendere in esame la demolizione e ricostruzione completa dell'edificio anziché una sua parziale ristrutturazione e o ampliamento. Il fabbricato è posto nella zona est di Verona. Ecco, qui intanto vediamo alcune immagini di questo fabbricato che era adibito a casa generalizia di un ordine clericale e al piano terra rialzato a cinema di quartiere. E, grazie a questi bonus previsti appunto dalla legge regionale che si conseguivano a seguito della realizzazione di un fabbricato con una classe energetica corrispondente almeno alla classe A, si è intervenuti radicalmente. L'intervento è stato finalizzato su quelli che sono i contenimenti del minimo consumo di suolo all'interno comunque di un'urbanizzazione consolidata e gli obiettivi principali erano appunto quelli della riqualificazione e rigenerazione sia a livello urbanistico, edilizio che economico-sociale, perché vedete che il contesto era proprio un quartiere densamente edificato. La nuova costruzione sostanzialmente si allineava all'immagine coeva con un linguaggio architettonico contemporaneo, con altezze simili ai fabbricati circostanti e caratterizzata da un corpo centrale e 7 piani di altezza con 2 piani interrati per il discorso di dare la massima possibilità di ricovero delle auto a piani interrati perché non venissero lasciate lungo le strade del quartiere. La copertura piana è stata destinata in parte a terrazze per gli appartamenti dell'ultimo piano e in parte all'alloggiamento dei pannelli solari fotovoltaici per lo sfruttamento delle energie alternative. Ecco, sia l'assetto altimetrico che lo sviluppo volumetrico sono stati studiati per creare una stretta relazione con le parti contigue, garantendo in questo modo un efficace equilibrio di quelli che potevano essere gli impatti apportati nel contesto generale. Particolare cura si è cercato di portare nella composizione architettonica dell'edificio, nei suoi prospetti, proponendo alcuni elementi architettonici di rilievo
e il tutto al fine di caratterizzare l'intervento rispetto al costruito circostante comunque, perché era sostanzialmente è un costruito ormai risalente agli anni 70. Ecco, si è cercato di dare particolare attenzione anche all'immagine esterna. E particolare cura si è posta nella caratterizzazione di quegli elementi cosiddetti condominiali che a volte vengono poco caratterizzati, ma così come studio abbiamo sempre cercato di curare con particolare attenzione come gli ingressi, il vano scala condominiali, le parti comuni, per dare una qualità alla residenza, anche se ci troviamo in un ambito periferico, quindi non particolarmente signorile o di particolare rilevanza economica. Ecco, diciamo che nel suo insieme l'intervento lo possiamo ritenere uno stile lineare, geometrico, annoverabile in quello che è il linguaggio architettonico contemporaneo cosiddetto minimalista. Perfetto, architetto. Un paio di domande. Allora, lei parlava appunto dell'accessibilità agli ultimi due piani e qui, se non sbaglio, a parte questa che è la foto che stiamo vedendo in questo momento che riguarda una loggia di un appartamento, ma questo ad esempio, se Ecco, non erro, è il collegamento alla terrazza degli ultimi piani, quindi che hanno la esatto. possibilità di avere anche un accesso proprio al tetto, vero? Queste due immagini che noi Sì, stiamo andando a vedere. Perfetto. Poi io vorrei farle anche un'altra domanda, perché lei giustamente ha parlato dell'importanza in questo progetto del non consumare il suolo. A me piace ricordare che il suolo non è una risorsa rinnovabile, ecco, e quindi nel momento in cui c'è un'impronta costruita, questa deve essere recuperata il più possibile, perché così andiamo a impattare il meno possibile proprio anche sul territorio, sul suolo stesso. Quindi rimarcare anche il nostro a zero, che non è solo un a zero consumo di energia, ma è proprio anche un a zero consumo di suolo, un a zero anche, come posso dire, sforamento del budget, perché lei appunto prima faceva notare che voi avete curato con attenzione anche le parti comuni. Nonostante questa cura particolare che avete avuto per le parti comuni, siete riusciti comunque a rimanere nel budget che era stato predisposto, vero? sì, ecco, questo è un complimento che deve essere esteso a tutte le equip, perché il risultato finale che ritengo positivo, al risultato finale deve essere menzionato tutti i vari attori che hanno lavorato, quindi sia lo studio mio, ma in modo particolare anche l'ingegnere strutturista, il progettista, progettista degli impianti tecnologici e non da ultimo, ma con grande competenza e rispetto dei ruoli da parte della committenza, una committenza particolarmente illuminata e con la voglia di fare sempre da un cantiere all'altro qualcosa di nuovo, qualcosa veramente di positivo. Ecco, non solo il rispetto dei budget, che sicuramente è una cosa importante, però la disponibilità anche ad investire in qualità abitativa. Infatti, volevo solo fare un piccolo inciso. Quando l'altro giorno appunto parlavamo di questo progetto, lei appunto ha Ecco, sottolineato l'importanza di lavorare in team. Io non sì, so se magari capita spesso anche a lei, ma parlando con altri suoi colleghi, si dice spesso, parliamo di progettazione integrata, però è come se noi ci sciacquassimo la bocca con queste due belle parole, progettazione integrata, però alla fin fine è molto difficile da riuscire effettivamente a renderla efficace ed effettiva questa progettazione, cosa che invece qua è stata fatta, vero? assolutamente, ce lo dobbiamo scordare, ormai
il lavoro in equipe deve essere una regola dalla quale non ci si può scappare, insomma. Non si può pensare ad avere delle conoscenze specifiche in tutti i settori, da quelle che sono le strutture, a quelle che sono gli impianti, a quello che può essere la composizione architettonica e lo studio dell'impianto tipologico del fabbricato. Stavano scorrendo delle immagini prima, caratteristica di questo fabbricato è stato l'utilizzo dal piano terra fino in copertura dei blocchi in legno mineralizzato con all'interno sia il pacchetto isolante che una struttura in calcestruzzo che ha portato ad ottenere il risultato di avere l'edificio finale in classe A3, nonostante ci fosse una demolizione e ricostruzione, quindi con parte del piano interrato conservato, e nello stesso tempo di avere una prestazione per quanto riguarda il discorso sismico eccellente. Ecco. C'erano delle Architetto, immagini prima. no, no, prego, prego, concluda che Sì, no, poi... c'erano delle immagini prima proprio specifiche del cantiere dove si vedevano appunto l'impiego di questi blocchi in cassero di legno mineralizzato con all'interno sia la struttura sia la struttura appunto portante che il pacchetto termoisolante. Tra un po' infatti andremo a rivederle, però io credo che sia importante anche sottolineare una cosa, sempre un dettaglio che poi si è rivelato fondamentale. Lei in questo progetto era la prima volta che utilizzava questo sistema, invece l'appaltatore, diciamo, e il costruttore committente è abituato ad usare questo sistema costruttivo, se non erro. Ehm, come si è svolta un po' questa cosa? Cioè, come è stato scelto effettivamente? Cioè, è stata l'impresa che ha già indirizzato, per lei ci sono state delle difficoltà oppure ci sono stati appunto, lei le ha già detto, dei vantaggi nell'utilizzo di questo sistema? Solo una piccola curiosità finale, diciamo così. Allora, l'impresa, nonché committente, aveva già avuto varie esperienze nell'utilizzo di questo materiale qui, per me invece era la prima volta. È un materiale molto interessante per le sue caratteristiche, sia per quanto riguarda gli aspetti termoisolanti che acustici e sismici, perché li mette insieme tutti e tre questi aspetti qui. Per me era un po' una novità, ma non ho assolutamente preso paura, anzi mi ci sono messo di buona lena a cercare di capirne le caratteristiche e potenzialità. È stimolante perché tante cose devono essere definite subito e questo porta a progettare in fase esecutiva tutto il processo edilizio. Non si può lasciare all'improvvisazione. L'esperienza è stata positiva, tant'è che adesso ho un altro cantiere con un altro committente dove davanti a questa proposta ha accettato questa idea qui di utilizzare, parlando anche con quest'altro, con questa impresa qui ha convenuto insomma di utilizzare questo prodotto insomma. Io le faccio poi un'ultima domanda, architetto, sempre un po' parlando un po' della sua esperienza, insomma, dei progetti che ha alle spalle e anche tenendo conto di quello che ha appena detto, cioè il fatto del parlare, quindi del riuscire a condividere anche delle esperienze progettuali. Sempre nell'ottica della progettazione integrata, quanto può servire eventualmente far parlare, far conoscere dei progetti passati
per convincere un committente ad abbracciare una determinata strada, che possa essere una strada con un sistema costruttivo, che possa essere invece una strada anche di riqualificazione, che possa essere anche una strada magari anche compositiva, architettonica. Lei appunto ha accennato a questo, quindi le chiedo un suo parere personale. Quanto effettivamente, dal punto di vista proprio pratico, la condivisione di progetti, di esperienze passate con nuovi committenti possa servire? Ci sono tanti aspetti qui. Convincere un'impresa di costruzione o un committente a modificare quelli che sono i loro modus operandi normali non è molto semplice. Una battuta che si sente dire: ma se l'ho fatto fino adesso perché devo cambiare, puntini puntini. Però insomma anche il mondo delle costruzioni e quindi anche i costruttori si stanno rendendo conto che il mondo sta cambiando e quindi qui si investe il discorso della riqualificazione del patrimonio esistente, quindi senza andare a occupare nuovo suolo, e qui ormai penso che non solo nel Veneto ma insomma in tutta Italia questa disponibilità a questo approccio ormai sta entrando nel DNA un po' di tutti gli operatori. E poi l'impiego di un sistema costruttivo rispetto ad un altro qui dipende sempre dalla sensibilità e non da ultimo, non possiamo nasconderlo, da quello che può essere l'aspetto economico, perché utilizzare un nuovo sistema costruttivo sicuramente all'inizio può avere un costo maggiore, ma se poi dopo le maestranze, la tecnologia viene impiegata normalmente, alcuni costi vengono abbattuti e recuperati, insomma. Perfetto, architetto. Allora, mentre andiamo a vedere proprio di nuovo le ultime slide, e tra l'altro ci sono, come come detto prima, abbiamo messo appunto anche una scheda riassuntiva con tutti gli attori che hanno partecipato alla realizzazione di questo edificio. Allora, io la ringrazio naturalmente per aver condiviso, seppur brevemente, ma questa sua esperienza sia lavorativa, progettuale e costruttiva con noi e con tutti naturalmente coloro che sono collegati ancora in questo momento. Io e lei poi ci aggiorniamo per il progetto, perché come ha detto giustamente Marco all'inizio, è uno dei progetti che sono pubblicati sull'ultimo numero di A0, che è in pratica in arrivo. E la ringrazio di nuovo per aver atteso, anche per la pazienza, e ci risentiamo.